Sono iniziati i lavori di rimozione dell'amianto nell'ex mattatoio della città di Sora. Giovedì 21 novembre gli operatori della Castaldi Srl, azienda di Santopadre specializzata nella rimozione di amianto, hanno dato avvio al primo step dei lavori per la bonifica del sito, in attesa che il prossimo 27 novembre si proceda all'avvio della demolizione, alla presenza del senatore ed architetto Renzo Piano. All'avvio dei lavori ha voluto partecipare anche il primo cittadino Roberto De Donatis, che segue con attenzione l'evoluzione del progetto. La rimozione dell'amianto è uno step al quale propedeutico ai lavori di demolizione vera e propria, che tra l'altro ci mette anche in sicurezza quest'area, in previsione anche di venti che potrebbero ulteriormente rendere precario la copertura in amianto, molto diffusa qui al mattatoio, non solo sul mattatoio ma anche sui locali accessori che sono sul perimetro del lotto. Quindi è un atto, un'azione propedeutica, ma soprattutto è l'inizio ufficiale dei lavori che vedrà poi la prima demolizione il giorno 27 con l'arrivo del senatore Piano, che verrà a raccontare quella che sarà poi l'evoluzione del cantiere della scuola innovativa, che vedrà la luce qui a Sora. Quindi siamo particolarmente soddisfatti perché finalmente si dà l'inizio all'opera che rappresenta un po' la città di Sora nel resto d'Italia. È un'opera del governo, un'opera che è centrale rispetto alla programmazione dell'edilizia scolastica, che guarda oltre e che vuole essere anche un prototipo da prendere come esempio nelle future realizzazioni di scuole nel nostro paese. La scuola, che sarà realizzata a Sora, è una struttura innovativa ed ispiratrice per l'edilizia scolastica italiana, con il concept dell'architetto Renzo Piano ed un importante lavoro in sinergia con il gruppo G124, un prototipo antisismico e ad alto risparmio energetico. È un'opera antisismica, una scuola antisismica, ma una scuola che avrà anche una particolare attenzione al consumo di energia, quindi un risparmio energetico fortemente spinto, che sarà anche un momento educativo per i bambini, ossia quello del risparmiare energia significa far bene al nostro pianeta e mai come in questo momento ce n'è bisogno. In più aggiungo che oggi stesso incontrerò un gruppo di imprenditori che invece si stanno interessando per la questione della Tomassi. La cittadella della scuola comincia a essere anche quella una realtà. Esiste poi la prosecuzione del procedimento per quanto riguarda l'altra scuola innovativa che si trova sempre qui su Viale San Domenico, dietro le carceri. Quindi l'intenzione della programmazione sull'edilizia scolastica è quella di garantire ai nostri bambini nel futuro ormai prossimo una certezza sia sotto l'aspetto antisismico e sotto l'aspetto di una fruizione di un momento della loro vita che è essenziale, ossia la formazione e la didattica.